Caso risse tra minori stranieri al Civiform. Il centro di formazione professionale cividalese non ci sta alle notizie diffuse per mezzo stampa da parte delle forze dell'ordine, ribadendo il massimo rispetto per l'operato svolto, osservando come la riproposizione della notizia a distanza di tanto tempo possa ingenerare una rappresentazione non aderente alla realtà dei fatti, inducendo a pensare che si trattino di episodi nuovi e non accaduti a marzo. L'Istituto ribadisce con fermezza la propria posizione di assoluta condanna di ogni episodio di violenza e la costante collaborazione con le forze dell'ordine, sottolineando al contempo l'importanza di una comunicazione equilibrata, contestualizzata e rispettosa delle situazioni e delle tempistiche. Noi siamo sempre i primi a denunciare in caso di illecito, perché per noi il rapporto di collaborazione con le forze dell'ordine e ancora prima l'educazione alla legalità sono una priorità della nostra attività a favore dei minori che accogliamo. La mission è chiara: formare e plasmare adulti educando i giovani al rispetto delle regole in primis, operatori e lavoratori, una volta ottenuta la qualifica professionale. Sono sempre attivi progetti volti a sensibilizzare i ragazzi al rispetto delle regole, della comunità che li accoglie, della comunità più ampia dove si augura loro possano mettere radici e diventare elemento integrato e propulsore di economia anche per il nostro territorio.